Sono 5 i nuovi autovelox attivi sulla A27, fanno parte dei 26 nuovi occhi elettronici installati su tutta la rete autostradale. Cosa cambia? I Tutor 3.0 saranno in grado di elaborare una migliore scansione dell'immagine. Gli algoritmi sono sempre più sofisticati, potranno individuare i sorpassi dei mezzi pesanti e i loro limiti di massa, i veicoli in corsia di emergenza e l'eventuale presenza di mezzi contromano. Automobilisti preparati non in tutti i casi, chi per lavoro è su strada è stato prontamente avvisato. L'azienda già ci ha mandato i PDF e dobbiamo stare attenti perché ci fanno la multa e pagare non è sempre un buon servizio. Quindi si sta più attenti adesso? Sì. Al lavoro la nostra responsabile ci aveva avvisato. D'accordo, sì, ci sta, per la sicurezza sulla strada. Lo sapevo da notizie lette in giro, adesso accorto non È stato più attento oggi? sono stato un po' più attento. Sì, sì. Capisco che ormai la tecnologia si sta espandendo e sta cercando di trovare soluzioni sempre più innovative e più sicure per la circolazione, quindi bisogna prenderne atto che è così. La novità sta nella tecnologia. I dati raccolti sui tempi medi di percorrenza di ciascun veicolo sono elaborati con maggior precisione. Nulla cambia nelle sanzioni, che vanno dai 42 euro fino ai 3.000 con la sospensione della patente. Speed limit. Yes, speed limit. Yes, I look it. Yes, and I'm correctly, man. Thank you. It is good. It's good. It's for all is good. Fa sempre piacere arrivare prima, questa autostrada qua è una delle più belle da fare perché è sempre, anche quando è trafficata, comunque sgombra e libera, però insomma diciamo ci può stare. Di tanta gente correre? Sì, di lavoro guido, per cui sì, tanta gente correre, tanta gente che sfreccia ben oltre i limiti a velocità. Siamo abituati a correre perché sempre di fretta, quindi però adesso bisogna stare attenti. Sono installati nel tratto Treviso Sud e Treviso Nord in entrambe le direzioni di marcia, tra Vittorio Veneto e Fadalto in direzione Belluno, lungo l'allacciamento con la superstrada pedemontana veneta in direzione Venezia dopo il casello Treviso Sud.